Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno della nostra regione Green World. Come potete vedere siamo pronti a intraprendere una nuova avventura. Oggi vedremo un po' di analizzare le città dei giocatori che hanno partecipato a questa regione, in particolar modo le città di coloro che hanno vinto la regione, ovvero le 4 città della regione numero 2, la sottoregione numero 2, Las Vegas, Fantasy City, Youngkan e Frontiers Field. Vediamo un po' ragazzi innanzitutto queste città per vedere un po' i giocatori che cosa hanno combinato per costruire quindi la grande opera prima degli altri. Abbiamo l'aeroporto internazionale in questa parte di regione. Vediamo un pochettino. Ecco, al momento non è possibile caricare la città. Ragazzi, per adesso ci sono dei problemi, credo, a livello di caricamento delle città in SimCity. Non so cosa succede, sono 3 giorni che voglio fare, diciamo, questo video, magari anche la sera, però ci sono dei problemi, non si riesce ad accedere alle città in maniera diretta. Per esempio proviamo ad accedere a questa città, Mercopoli, vediamo un po' cosa succede. Forse è un periodo che stanno facendo degli aggiornamenti particolari su SimCity. Non so, pure stamattina ci sono stati degli aggiornamenti, hanno cambiato un paio di cose, quindi non si riesce ad accedere a queste città. Non so se è un problema dei giocatori, del server o magari del mio computer. Non riesco quindi a farvi vedere le città che avete realizzato. Quindi adesso facciamo una cosa. Ecco, non riusciamo ad accedere a queste regioni. Questo non è un problema di oggi ragazzi, l'ho provato anche ieri il video, ma non sono riuscito a farlo proprio perché non si riusciva ad accedere alle regioni in maniera diretta. Bisognava aspettare tanto, addirittura uscire e entrare dal gioco parecchie volte. Quindi facciamo così, riavvio un attimo il gioco. Allora ragazzi, bentornati in game. Voglio farvi vedere almeno l'aeroporto internazionale. Vediamo se riesco a entrare in una di queste cittadine che ci sono nella regione vincitrice. Per esempio andiamo a Fantasy City di Xenon 3002. Alcune città le carica, altre no, però diciamo non sono riuscito appieno a entrare in tutte le città. Forse credo sarà un bug forse di qualche città, non lo so praticamente cos'è. 3 giorni che c'è questo problema, quindi ve lo voglio far vedere, magari qualcuno sa come risolverlo. Cioè alcune città le carica, altre si blocca, dopo che si blocca in una città non riesco a caricare le altre, quindi è un problema un po' generale. Ma appunto, come vi ho detto, penso che staranno risolvendo, perché ho visto una patch questa mattina. Forse stanno facendo qualcosa, o forse è un problema solo mio, Per esempio Fantasy City di Xenon 3002. Eccola qua, ce la fa vedere, siamo entrati in una città che si basa, l'ho vista ecco un paio di volte anche in questi giorni, perché a volte l'ha caricata, a volte no. Comunque ha costruito miniere di carbone, come potete vedere, casino raffinati e pozzi petroliferi. Città molto interessante, con Empire State Building vicino ai casino. Città sviluppata sotto diversi aspetti: turismo, gioco d'azzardo e anche industria mineraria. Bella città, fonderia che sicuramente avrà contribuito per l'invio dei minerali alla grande opera, che è l'aeroporto internazionale. Adesso voglio vedere se mi riesce a caricare anche la cittadina di Las Vegas, anzi più che altro vediamo quella di Youngkan, vediamo se riesce a caricarla. Vediamo un pochettino, entriamo immediatamente. La prossima regione ragazzi sarà 16 persone, 4 posti riservati a questi 4 giocatori. Già gli ho inviato la richiesta di amicizia Origin, speriamo che accettino al più presto, in modo tale che posso creare la nuova regione. Vediamo un pochettino se riusciamo a entrare in questa città. Forse sì. Vediamo un po'. Eccoci qui, eccoci qui. Bene, siamo riusciti a entrare. L'aeroporto internazionale ragazzi è alla nostra sinistra. Aeroporto internazionale costruito. Cittadina di Youngkan, super ricca, basata su petrolio esclusivamente, industria pesante e sicuramente anche su un'energia diciamo basata principalmente sui derivati del greggio. Ecco qui una centrale appunto a petrolio. Industria, più che industria, discarica da questa parte con polimerizzatore credo di no, una vecchia discarica al vecchio stampo. Città basata anche un po' sul turismo, vediamo qualche hotel di lusso, la torre di Pisa, l'obelisco di Washington, il monumento di Washington. Davvero città anche questa molto interessante. Allora ragazzi, credo che invece il problema non sia del server, credo che sia principalmente di questa città qui, di Frontiers Field. Non so perché, ma ogni volta che provo ad entrarci non mi fa entrare. Poi tutte le città che vado a caricare
si bloccano, quindi forse è quello il problema, forse c'è qualcosa che non va, c'è qualche script, non so, qualcosa che non funziona, però forse adesso ce le sta facendo vedere benissimo, andiamo un po' avanti. Ragazzi, non so veramente che cos'è questo problema, perché questo video l'ho provato anche ieri a fare, ma ogni volta provavo a entrare in quella città, magari si bloccava il gioco e poi dovevo ricaricare. Bene. Allora, Alebros Super 24 è riuscito a vincere, diciamo, anche lui la mappa insieme agli altri suoi 3 compagni. Città basata principalmente sul medio, alto e basso reddito, non ci sono grandi industrie, ci sono esclusivamente centrali ad energia solare e, come dire, una città, diciamo, green, se così possiamo dire, sul fiume, con questo bel ponticello che funge da sfondo. E quindi complimenti anche a lui, avrà anche lui il diritto di rimanere all'interno della mappa. Comunque, vediamo adesso una curiosità. Voglio andare in avanti per scoprire le altre città. Quindi abbiamo osservato 1, 2, 3. Questa non l'abbiamo potuta vedere perché ci si è bloccato il gioco. Vediamo invece le altre città dell'altra regione. Per esempio Mercopoli di Samu Mirko 125. Vediamo un po'. È una città che ha inaugurato la grande opera prima del completamento della grande opera aeroporto internazionale. Hanno inaugurato l'archeologia. Adesso vediamo se l'hanno completata, ma non lo so perché non ci entro da parecchio a vedere questa città. Vediamo un po'. Allora ragazzi, il problema sarà solo quella città lì, non c'è altro. Vediamo un po' la grande opera. Non riesco a vederla, ma vediamo un po'. Forse si vedrà da un'altra prospettiva. Altra città, Mercopoli di Samu Mirko 1235, città basata esclusivamente sul basso valore del terreno, energia eolica. Potete vedere, diamo uno sguardo veloce a tutte le città, ragazzi, per farvi vedere anche lo stile di ogni giocatore, ma siccome ce ne sono da vedere parecchie, faremo molto veloce città dopo città. Bella città anche questa, un po' New York anni 50, eccola qui, anzi più che altro Los Angeles anni 50, eccola qua, guardate che figa, mamma mia. Andiamo avanti. Vediamo un po'. Allora ragazzi, il problema è solo in quella città lì, che poi fa avviare diciamo un blocco totale del gioco. Quindi sicuramente tutte le altre città non avranno problemi. Vediamo Firenze. Vediamo un po' che cosa succede a Firenze. Andiamo avanti. Vediamo un po' che succede. Ragazzi, vi devo dire un'altra cosa. Voglio dirla qui su SimCity perché, diciamo, è uno dei giochi più seguiti. Adesso vedremo un po' Firenze, vediamo se riusciamo a entrare. Speriamo di sì, dai. Fondazione dell'Accademia. Eccoci a Firenze, città tecnologica. Ha sfruttato il giocatore Frasism 0497 esclusivamente tutto quello che riguarda il DLC Città del Futuro. Notiamo i treni a levitazione magnetica. Troviamo anche qualche dirigibile, guardate che bello. Lo stadio professionistico, centrale nucleare super pulita a livello di inquinamento dell'aria. Qualche torre, l'Empire State Building e sicuramente la torre di Pisa sarà da qualche parte. Vediamo se c'è il Big Ben. La torre di Pisa deve essere qua. Vediamo un po'. Ci deve essere. No, non c'è. Va bene. Allora, altra città, ragazzi, visitata. Qua c'è uno Space Shuttle che si alza. Guardate che figo. Ehi là, guardate come vola via. Benissimo. Andiamo avanti, vediamo la nuova città disponibile. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo cosa c'è da questa parte. Vediamo la cittadina di The God Michelin, Pergoli. Ma non ho capito poi perché Pergoli. Pure la mia città si chiama Pergoli. Infatti c'è qualche errore, non lo so. Comunque, ragazzi, nuova notizia, nuovo aggiornamento. Siccome adesso aprirò la nuova regione di SimCity e molti di voi mi hanno chiesto ma perché non creiamo un gruppo su Facebook per la mappa di SimCity. Ecco, a me è venuta un'idea migliore. Diciamo, aspettate, intanto, ecco qua abbiamo cittadina di Firenze. Ecco, potete vedere Firenze, si chiama di nuovo Firenze Frasm 0497. Ma ovviamente non è la città Firenze, è la città di The God Michelin che abbiamo visto appunto nel nome. E c'è questo piccolo errore di nomenclatura che non so che cosa si riferisce. Comunque lì c'è la grande opera, questa è la città di The God Michelin, potete vedere. Anche lui centrale nucleare, stadio professionistico, turismo e industria insieme. C'è questo piccolo errore ogni tanto che si presenta. Beh, una cosa importante, ragazzi, è questa: se vogliamo riunirci in qualche diciamo luogo per riuscire a
comunicare meglio per la mappa di SimCity, mi era venuta l'idea in mente di Curse. Non so se sapete che cos'è. È un programma gratis, ovviamente, che si scarica, pesa se no 70 mega. Io ho creato già un server, è tipo, non so, un programma di comunicazione. Io ho creato già un server, potete entrare all'interno di questo server. Quindi ora vi metterò in descrizione come si chiama precisamente il programma. Intanto siamo nella città di Wakaboya, Sicil 1926, che entra Godzilla per divorare nettamente l'intera città verso la spazzatura. Una cosa importante, godiamoci la città di Sicil 1926 e l'attacco di Godzilla. Voglio dire questa cosa di Curse, è un programma di comunicazione in cui è possibile creare il proprio server, per esempio, e possiamo parlare là dentro più giocatori, posso creare le varie stanze. Io infatti già ho creato una prima lobby per comunicare. Diciamo mi troverete lì quando gioco a SimCity e potete unirvi, è gratuito. Mi chiamo Eddie1678, ho l'immagine di brand di League of Legends, quindi se volete potete entrare nel canale che si chiama Eddie SimCity e lo trovate direttamente. Come dire, potete unirvi tranquillamente e magari se volete, diciamo, iniziare la nuova regione potrebbe essere un ottimo luogo di comunicazione. Ecco, mi è venuto questo in mente perché qualcuno mi ha detto ci riuniamo su Facebook, ma su Facebook, diciamo, bisogna creare una nuova pagina Facebook, dobbiamo essere... Mentre qua basta creare un nuovo account e entrare dentro la lobby e parlare là dentro direttamente col microfono e fare tutto un po' insieme, in tempo reale. Diciamo che è più conveniente, almeno io lo penso di sì, quindi magari fatemi sapere se volete unirvi. Ricordate quindi Curse, lo scaricate, 70 mega circa, fate il vostro account, vi unite al server, sì, che si chiama, se non mi ricordo male, Eddie SimCity. Comunque vi scriverò in descrizione tutto e il mio nome del profilo è Eddie1678. Abbiamo visto in diretta l'attacco di Sicil 1926. Vediamo se ho ancora un po' di tempo perché tra poco devo andare. Comunque vi voglio far vedere anche le altre 4 regioni. Purtroppo Miki non l'abbiamo potuto vedere. Vediamo un po' Francesco 933 di Long Days, quello che ha combinato. Andiamo avanti, vediamo che succede. Empire non lo sto caricando, ragazzi, perché ho avuto, diciamo, mi sono voluto concentrare su SimCity in questi giorni. Però lo caricherò. Però mi raccomando, questa storia di Curse è importantissima. Curse scritto C-U-R-S-E, quindi è semplice, tipo The Curse of Monkey Island. Eccoci qua, cittadina Long Days, Francesco 933. Vediamo un po', Mega Torri, anche lui, binari, levitazione magnetica. Possiamo trovare anche una città molto particolare a livello futuristico. Come potete vedere ci sono centrali a fusione. No, questa è l'accademia, non è la centrale a fusione. Installazione control net. Troviamo la centrale a fusione, quella qua che è la struttura che mi piace di più perché genera energia non si sa come. Energia nasce non so come di qua. Boh. Eccola qui. Abbiamo anche la grande torre. Complimenti anche a te. Andiamo avanti. Vediamo chi rimane. Altre 3 città, ragazzi. Vediamo un pochettino. Un minuto fa Leo City di Leonardo. Vediamo un po' Leonardo cosa combina. Leo City. Le nostre città ormai già le conoscete. Quella del Kumenda l'avete vista. L'altra dell'altro ragazzo, diciamo, che estrae minerali nella nostra regione l'avete vista. La mia la sapete a memoria. La prossima regione, ragazzi, non lo so se farla, come dire, a livello... No, non so su che cosa mi specializzerò. Vedrò dal momento là, perché se dobbiamo magari concorrere per la grande opera, allora inizio a estrarre pure io e per preparare metalli e roba varia. Comunque, ecco qua, città di Leonardo 2302.000. Eccola qua, cittadina basata su alto reddito, estrazione di minerali, Global Theater con William Shakespeare. Eccolo qua, dov'è Shakespeare? È qua dentro? No. Va bene. Andiamo a dare un'occhiata. Là, guardate che bello l'edificio Capan. Mamma mia, questo è fighissimo. Ad onda proprio. È bellissimo. Perfetto. Guardate che splendida città anche questa. Possiamo adesso andare immediatamente alle altre città. Ne rimangono 2. Dai che ci stiamo arrivando, che tra 5 minuti devo andare. Vediamo un pochettino. Greenwood, andiamo a Greenwood di Devi3458. Vediamo cosa si nasconde qua dentro. Andiamo. Greenwood, anche lui credo città verde, lo dice già il nome. Vediamo un po' cosa si nasconde
dietro lo scenario di ragazzi, il problema non era legato ai server di SimCity, era legato a quella cittadina lì, che sicuramente creava problemi quando entravo con tutte le altre. Comunque Greenwood, città verde davvero, potete vedere, non vedo come dire, non vedo industrie pesanti, solo la discarica qui a destra, ma la discarica ci vuole, compensa la centrale di riciclaggio, centrale elettrica nucleare, come potete vedere, per pulire un po' l'atmosfera con il suo fumo bianco che fuoriesce. Eccolo qui. Potete vedere che questa ha inquinamento atmosferico nullo, nessun livello di radiazioni disperse nell'ambiente. Bella questa città, anche basata principalmente sull'alto reddito, come potete vedere. E adesso andiamo avanti all'ultima città di questa regione, ragazzi. Vediamo un po' che cosa si nasconde a MedWorld di Mercy Deep. Mercy Deep già l'ho incontrato in qualche altra mia partita di un anno fa. Mi pare 1 anno e mezzo fa, quando giocavo a SimCity. Sì, quindi conosciamo già Mercy Deep. Forse ha giocato anche un po' a Battlefield. Andiamo avanti. Mamma mia, è stato annunciato Battlefield 1 il 21 ottobre. Lo prenoterò subito. Mamma mia, quello è un gioco spettacolare. Meno male che ho preso la 970, così non avrò nessun problema a livello grafico e potrò giocarlo al massimo. Ultima città, ragazzi, eccola qui, di MedWorld Mercy Deep, con nuove residenze che sembrano grandi opere, Piazza del Millennio con la centrale eolica per l'energia pulita, un paio di miniere qui in basso con la fonderia e tutte industrie di alta tecnologia per riuscire a sostentare anche lui la grande opera che... Vediamo un po', ancora non l'hanno realizzata, diciamo non hanno impiantato i cantieri. Comunque questa era l'ultima città, ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ciao a tutti.